Il presidente del Veneto Luca Zaia è appena rientrato dalla Russia, dove ha incontrato il vice primo ministro Arkady Dvorkovich, nonostante il tentativo della presidenza del Consiglio dei Ministri di dissuaderlo dal viaggio attraverso una missiva ufficiale che il governatore ha voluto leggere pubblicamente con una punta di derisione. In proposito si invita la codesta regione a prendere urgentemente contatto con Marco Guerra. Lì sono gli italiani, i veneti che stanno lavorando, abbiamo necessità di continuare il nostro business. Di fronte all'invito giunto da alcune autorevoli personalità russe di incontrarci in occasione della Fiera del Mobile, puntualizza Zaia, nonostante l'embargo non potevamo rinunciare a mantenere vivo un substrato di rapporti fondamentali per gli imprenditori di una regione come la nostra, primo partner commerciale italiano della Federazione Russa. È pieno di imprenditori che hanno rapporti con la Russia e diciamo che potevamo evitare queste sanzioni, anche perché penalizzano realtà come la nostra che vivono molto con quel mercato. La preoccupazione per queste sanzioni è forte, chiosa il governatore, perché così la Federazione Russa è portata a guardare altri mercati, sia dal punto di vista turistico che produttivo. Per le nostre imprese si rischia una catastrofe, e tutto per una questione di politica internazionale sulla quale non entro nel merito, ma che l'Italia sembra l'unico paese ad aver preso alla lettera, mentre tutti gli altri continuano a commerciare come prima. Io mi sono dato un motto, prima i veneti, quindi prima i veneti significa che dove ci sono i nostri imprenditori era pieno anche l'aereo, bisogna esserci. Poi io non entro nel merito di Ucraina, di Crimea, di tutte queste partite, dico che noi abbiamo necessità di continuare a lavorare con la Russia.